Che ostia di elementi, anche il caffè mi tocca fare, e bere il caffè. Su, che affare, veda Michele che accorre, guarda, guarda che lavori. Tutti i bei colori. E guarda ti, se mi invece essere qua con una figa con un elemento del genere. Cioè guarda ti che spreco di natura. Guarda che robe, guarda che misteri. Guarda che ceruleo, che attenzione bambini, non vuol dire che l'ha il cerume, no? Ceruleo significa tipo pastellato e è sempre riferito al colore azzurro. Oh, la famosa tezzata ai subbiotti del ristorante da Moreno. Praticamente ti portano sta roba col sugo, dopo si riportano indietro il sugo, te la riempiono di pasta e formaggio. Buona, buona. Trattai come fiori. Gli sborroni. Sì, e nonostante sto elemento qua, no? Cioè, ci hanno addirittura portato anche l'antipastino col baccarat. In sostanza hanno riportato in cucina quello che avevamo avanzato di sugo, vongole e cozze e ci ha messo la pasta del formaggio fuso e riportato, tanta roba. Ricordo a tutti i miei amici, ognuno con i suoi gusti, è il mio locale preferito. Noi qua con 30 euro mangiamo da Dio pesce, ci ubriachiamo a merda e siamo strafelici dell'accoglienza e tutto quanto. Veramente la qualità del cibo è super, veramente. Oh, guarda il destino, no il gatto, no, questo è il gatto di adesso, no, non c'entra niente. Gatto, un fair privacy, porco cane, ci sempre... Roba, è veramente, mi fa stalking, va dai carabinieri lo denuncia, roba da matti. No, chiama Marco quelle caldaie, no? Che fa caldaie, no? Come è brillantemente deduto al nome. Lui da Marco, capivo tutto, ma il camper mio ha 20 anni, dai una controlladina, magari pagando il disturbo ai tubi e tutto quanto. No, lo tenuto a dire pagando il disturbo sì, perché è un'espressione tipica veneta. E lui mi ha detto sì, ok, e guarda, nel frattempo mi arriva sta roba qua, doppia tra l'altro, me ne ha mandate due, che sono dei rilevatori di gas, ok? E mi sarei curioso di provare, adesso li provi subito. Cioè, prima sul culo del gatto, perché dicono che le scoregge sono dei gas, quindi vediamo come funziona il culo di questo gatto. Gatto, ma ti fai roba a gatto che mi fai unboxing? Allora, ok, funziona con due batterie normalissime, quindi puoi usare anche quelle ricaricabili. Mamma mia, che mangiata che abbiamo fatto, ragazzi, veramente da coso, da Moreno, che vado spesso, cioè spesso, insomma. Allora, io l'ho acceso, cosa succede? Ma proprio sta cacciata ai subbiotti, a mare sta qua, tutti gli amari, dopo che abbiamo offerto, che abbiamo fatto, ma cos'è sta roba? Come funziona? High, low? Non so, perché bisognerebbe leggere le istruzioni, ma le istruzioni, secondo me, Ale, prova a attaccarti poi il gas da qua. Sicura il mio gas? Quindi non puoi fare andare del gas senza il fuoco? No. Anche il mio è alla sicura, ma posso fare andare del gas se tu premi e giri senza dargli il piede. Ah, perché tu hai il piezo automatico? Cioè, ma come? Si accende e gli do fuoco a quello. Non capisco cosa. Ma tocca leggere. Ha suonato lui. Ha trovato del gas. Ah, bisogna leggere istruzioni, che do coglioni del sabato. Ah, c'è anche la lingua in veneto, vedi? Pulsante di sensibilità che ho messo in high, alto, significa premere per accendere la luce per accedere alla modalità alta sensibilità da 50 a 500 porchi per minuto. Vedi che è in veneto? Invece lo voglio provare su. Dove vai con le scarpe? Che è il culo del gatto, che scusa il gas. Vai via con le scarpe. Ah, che palle. Oh, mica metto anche l'impegno per fare tutte le recensioni, i test scientifici. Però vedi, la scienza è bloccata dalla pulizia del corridoio dell'Alessia, capisci? Per questo il mondo non si è più evoluto. Perché era il corridoio, non ti puoi andare con le scarpe in corridoio. Dio povero, occhio quanto cazzo ho bevuto. Attento. Dimmi cane, cosa c'è, signor cane, dica, mi dica, cosa c'è? Vuole del cibo? Ancora cibo? Ma no, manca mezz'ora alla cena, dai. Sì, cane, sì, questo cane che vuole sempre il cibo. Guarda che elemento, guarda. Dimmi, ma ancora? Sei tornata, ma manca mezz'ora, ma sei indietro. Bisogna regolare l'orologio. Il tuo orologio un po' rotto. Sì. Però sono curioso di riprovarlo anche qua. No, sono veramente curioso. Allora, appena lo accendi devi aspettare che faccia il suo test, la sua calibrazione. Dopo, poi ovviamente andiamo a deduzione. Questo non è uno strumento
da mettere in camper come i rilevatori delle fughe di gas, serve a verificare avvicinando se ci sono delle perdite di gas. Attenzione, vado anche male perché sono solo io che faccio le riprese. Allora avviciniamo qui, vedi, non c'è nessuna uscita. Accendo il gas, oh la madonna, rosso ultra, ok, pericolosissimo. Questo è proprio l'allarme, leggevo nel manuale, il rosso col bip continuo, che proprio devi scappare, diciamo. Effettivamente gli ho buttato il gas addosso, ha ragione. Adesso sta rilevando sempre meno, perché il gas si sta dissolvendo nell'aria. Ok, e ci siamo ritornati a un livello normale. Ma che interessante, volevo solo capire quanto è una cazzata e quanto è affidabile, capito? Vediamo allora ad esempio qui dove ci sono le mie giunture. No, 0, farebbe tipo un bippino. Lo sto mettendo dove ci sono i come si dice, le levette. Ok, sì, esatto, ed è tutto bene, non è ancora arrivato il frigo. Da oggi sono solo 51 giorni che sto aspettando il frigo, direi che sono molto veloci. Ah, eccolo lì, ok, qui era dove era stato, ok, il che mi rassicura. Beh, ovviamente è stato saldato e tutto quanto. In più c'è anche la seconda chiusura all'interno, quindi effettivamente è impossibile che ci sia gas qua. Simpatico, e devo dire che funziona. E la madonna subito, ok, approvato, ti metto il link in descrizione perché tante cose ovviamente se sono cazzate rimando indietro e dico ascolta, lascia stare. Sì, è che giustamente non è che scorreggia di continuo, cioè tipo il frigo compressore scorreggia, poi si ricarica, poi scorreggia di nuovo, quindi non è che... Famose luci del mattino. A distanza di tempo continuo ancora a percepire questa grande differenza tra Italia e Austria per far passare la gente nelle strisce, in quanto noi, perlomeno qui a Jesolo, quando vedi una macchina in lontananza e sei nelle strisce e hai già iniziato ad attraversarle, o inizi a correre o torni indietro perché quella ti vede e accelera. La vampona. C'era The Sims scaricabile gratis, non so perché cammino da gay, e credo che si possa fare anche la casa, è una figata. È da una vita che non giocavo ai videogiochi, mi ho preso il matto ora. Mi piace da matti Far Cry 6. E il resto è praticamente tutta roba di Giacomo tranne GTA 5 e Call of Duty World War 2. Ah, aspetta, voglio dire sta roba solo per girare un video in pigiama. No dai, scherzo, questo è il strafante che ho preso su internet, mi è utilissimo per il lavoro. Qua dentro ci ho messo, no, forse te l'ho già detto, una SIM della Very Mobile, 9 euro al mese, 200 giga, ma soprattutto è rinnovabile, cioè io finisco i 200 giga, anticipo l'offerta, non è che devo starla senza internet. E ripeto, questi sono tutti strumenti di lavoro, quindi non sono tanto giochi, voglio dire, ok? Questi sì sono giochi. Ah sì, bravo, come brillantemente dedotto non è ancora arrivata la scrivania nuova e è da 52 giorni che sono senza frigo, ormai mi sono praticamente abituato. Spero che mi sto trovando bene, perché ho internet sempre disponibile, appena entri subito immediatamente, per l'Xbox, il tablet, il computer, tutto quanto. Il telefono invece ho ancora, tra virgolette, purtroppo quella dell'HO Mobile non rinnovabile da 150 giga, è quello che mi ha fatto incazzare quando passandomi di tariffa non si è capito che non era rinnovabile. Infatti molta gente nel supporto servizio clienti si è incazzata e come me insomma ha detto è una sorta di truffa, no? Guarda, dove ho sconto, no, questo Zenith il russo, il contratto sociale l'avevo già letto. Ecco qua, volevo leggermi i vizi capitali, i nuovi vizi di Galimberti, e invece no, mi leggerò i termini e condizioni. Minchia, com'è che so diventa polemico? Sarà l'età, Dio caro? No, vabbè, in ogni caso mi è molto difficile per quanti aggiornamenti faccia e cazzi vari per lavoro consumare 200 giga. Se mai dovesse succedere, l'offerta è anticipabile, in più
faccio l'hotspot anche col telefonino, quindi ho 350 giga al mese, sono tantini. Per il mio tipo di lavoro sono tantini, perché insomma lavoro con la grafica, col web. Non fai quei volumi lì. Cioè, in teoria sì, PSD, le foto in altissima risoluzione, questo, quello e quell'altro, ma in realtà in pratica no. In realtà credo che col mio lavoro, magari senza fare gli aggiornamenti, 70 giga ti bastano e avanzano. Singano, ma che cazzo ce ne c'avano gli altri che te bastano 70 giga? Pacciacquare un fiantino così? Infatti sto canale prendilo, no, non come un gamepad, avevo voglia di riprendere il gamepad mentre parlavo. Prendilo un po' anche come una chiacchiera. Non sempre deve essere il tutorial sulle cose del camper, non sempre deve essere insomma un estratto di quei testi di cui io fortunatamente entro in possesso. Tra parentesi, sono i libri, sono delle cose di carta, no, che si girano, tipo un ebook, ma vabbè, una roba simile all'ebook. Giri, gite, viaggi, eccetera, ma no, ma anche a volte una chiacchierata. La cosa che avevo detto appunto di non far più, esatto, è di farti vedere solo i tutorial e i viaggi in camper. Invece che ho cambiato idea. Adesso che ho il singanolefono che fa i video, ho cambiato idea. Adesso te filmo come sempre. Prima e dopo la monetizzazione, le puntine del mondo, è sempre stato la spontaneità, cioè quello, nulla di organizzato, nulla che deve essere eclatante, può essere veramente anche la banalità di una giornata umida di pioggia dentro in camper a giocare all'Xbox, no? È un po' un farsi compagnia, un po' come quando videochiami un amico, eccetera, eccetera, non lo so, è un po'... A me piace creare una sorta di telefilm con queste cose qua. Un giorno possono essere le cose strane con gli amici, altre magari un bel viaggio e altre anche quella che tu vedi o ti fanno vedere come semplicità, ma in realtà è un giorno come tutti. E il fatto che questo giorno sia fantastico, particolare, da ricordare, memorabile oppure no, dipende solo da te, dalle tue intenzioni, dal tuo modo di vivere. Chi è che lo diceva? Non mi ricordo se gli antichi nativi americani o qualche filosofo di cui ora mi sfugge il nome, che diceva che noi abbiamo sostanzialmente due vite, la nostra e quella che ci costruiamo, no? Quella che ogni tanto io ti dico, no? Il fatto di essere, di credere, di convincersi, cioè di convincersi, no, è brutta la parola, di abituarsi a seguire la linea, la strada, ok? Di questa vita, di questo modo di vivere che per te diventa normale, come per altri è normale, non so, spendere 2000 euro di affitto al mese a Milano, per me sembra una follia, una stupidità pazzesca, e per te sono normali tante altre cose, può essere normale vivere in un camper, può essere normale sentirti l'uomo più ricco del mondo con poco o niente, cioè è tutta una questione di... Ho provato a spiegartela spesso, però magari sai, uno la capisce in un modo, uno in un altro, perché ognuno ha le proprie parole, no? Che fanno da trigger, che sarebbe da innescatore, no? Del pensiero, e mi viene il crampo al braccio. E insomma è il modo in cui noi ci abituiamo a vivere, è la strada che stiamo percorrendo, questa nostra seconda vita, questa nostra seconda identità, che attenzione non è la maschera, perché sennò quella è la terza vita. La maschera è ciò che solitamente per compiacere alla società o per diciamo un discorso professionale, ma anche lì in fondo si basa sempre sul compiacimento nei confronti della società, siamo obbligati a tenere, quindi la falsa cortesia piuttosto che la falsa austerità e via discorrendo, no? Quelle sono maschere, un po' come gli attori americani fighi che fanno tutta la faccia così, ma ti pare che uno abbia problemi al nervo, che tiene sempre il sopracciglio alzato? Oh, no, sarà mia una malattia. È questa terza vita, questa terza personalità che la gente deve avere per poter apparire come ciò che più gli fa comodo, ossia come quello austero, piuttosto come quello professionale, quello duro, quello incazzato, quello mona, eccetera, eccetera, eccetera. Io purtroppo ricco in certe cose, povero in altre, tipo nelle vite, io ne ho solo due, io ho la mia e quella a cui ho orientato il mio cammino, e quindi io che sono ricco in certe cose e povero in altre, sì, volevo farti vedere la scheggiatura
della tazza proprio mentre dicevo povero in altre, no? Ti propongo, anziché queste 3 vite, queste 3 realtà, le mie 2, ossia il me stesso e il me stesso nella strada che mi sono creato. Caro diario, per rafforzare la mia individualità reputavo che era importante filmare un oggetto a caso con lo sfondo di un qualcosa che assolutamente non c'entrava con la profondità e con il tema del discorso. Eh sì, perché te l'ho già spiegata, no? Quella degli psicologi piuttosto che degli oratori in generale, dai, quando uno deve comunicare un qualcosa, soprattutto in video, nelle interviste, se tu noti, ti ho spiegato, c'è sempre la libreria dietro, sempre, magari i libri eseguiti di Aeso o di Agostini fatti su coi boini, però ci vuole sempre la libreria, perché è un inganno psicologico che serve a far sì che il tuo cervello percepisca dell'autorità che ti dà fra me e te, spesso manco c'è, in quei personaggi che si propongono con tutta sta libreria da Dio. E io ho voluto esprimere un po' il pensiero di oggi con dei videogiochi, ecco, con qualcosa che assolutamente non forzava le tue convinzioni e la tua attenzione, pertanto non trattandoti da scemo ma avendo rispetto di te e parlandoti da essere umano a essere umano. Che c'è tu che mi guardi così? Non approvi questo elemento? Il CP approva comodamente questo elemento. Madonna, ma è proprio stanca, è proprio vecchia. Sì, una merda, sta attento. Dove come messo? Aspetta, li ho persi. Aspetta un attimo, i biscotti del CP. Ah sì. Non siamo più stanchi, ci siamo svegliati e mangiamo questo biscottino. Adoro, seppur io non abbia più, probabilmente credo, quei problemi di gastrite che mi facevano veramente soffrire tantissimo il caldo, nel senso che se veniva caldo a me venivano svarioni eccetera eccetera. Continuo ad adorare l'autunno e l'inverno, anche l'inverno quello un po' bastardo, se quello brutto, grigio, cupo, occhio, vedi com'è che è grigio e cupo, con la pioggia, il freddo e il vento, perché insomma io vedo nell'inverno, no, un po' la parte lavorativa, no? Un po' come la favola della cicala e della formica, che in teoria lavorava d'estate e poi d'inverno si godeva le provviste. Io faccio il contrario, d'inverno lavoro e d'estate lavoro comunque, però insomma mentalmente d'estate non avrei dovuto fare un cazzo. E quindi godo nell'immagine di questa idea di doversi chiudere, insomma, di stare al riparo nella mia tana che è il camper, a lavorare al calduccio con 24 gradi, mentre fuori, non so, siamo anche a volte a meno 20 quando andiamo un po' in montagna, e poi anche, insomma, ti dirò, questa tranquillità di questo generatore che ho sempre avuto, che per carità l'avrò usato una volta all'anno, massimo 2, per caricare le batterie, però quella volta 2 serviva per farti vivere col pensiero che tu lì eri inarrestabile, nel senso che non ti saresti mai fermato, no? Con il lavoro per colpa dell'elettricità, perché qualsiasi cosa succedeva e accendevi il generatore e ti ricaricavi le batterie. Quindi un po' di fortuna, sì, la fortuna, perché bisogna insomma essere anche obiettivi. Nella mia vita sì, c'è stata della fortuna che ho trovato quel camper lì, che è veramente un camper molto molto particolare, ad un prezzo a dir poco ridicolo visto il tipo di camper, però questo insomma lo può capire solo o chi conosce bene il prodotto o che ha visto Pullman, per vedere insomma i tipi di materiali, più che gli accessori che ha, insomma. Ma vabbè, non è che devo venderlo a nessuno, quindi non me ne frega niente di convincere nessuno o andare a proseguire con questo discorso. Quello che volevo dire, non agli altri ma a me stesso, è che sì, ho avuto delle fortune, però insomma porca troia, tanti meriti. Io sono sempre quello che si è rimboccato le mani, io ero quello che a 15 anni ha fatto non so quanti chilometri a piedini andando a cercarsi un posto di lavoro, di persona, cioè, capito, con tutto il suo savoir-faire, la sua buona volontà, il suo entusiasmo, e ovviamente ha sempre trovato, sempre. Quindi, ragazzo del futuro, nuove generazioni,
attenti, perché io vedo in molti di voi, ma anche negli adulti, quindi figuriamoci voi, insomma, che state arrivando adesso, conseguenza di questi adulti che possono essere i vostri genitori, no? Quindi proseguimento di questa mentalità, secondo me a dir poco sbagliata, che tutto vi sia dovuto. Cioè, vedo veramente tanti lamentarsi e non c'è lavoro, porca puttana. A parte, vabbè, l'eterna frase fatta del sapersi adattare, ma a parte quello, porca puttana, non c'è lavoro, studiati qualcos'altro. Cioè, è possibile che deve essere sempre tutto lì pronto? Cioè, voglio dire, siamo anche animali migratori. Nei film di una volta non c'erano queste famiglie che cambiava cosa de continuo, cambiava casa de continuo, traslocava per via del lavoro, no? Hai capito? Adesso questa mentalità, non tanto la mentalità del trasferirsi, ma la mentalità dell'agire, del cambiare, cazzo è morta? Ci si lamenta, basta, Dio caro, se domanda sussidi e se piange sotto. Vabbè, a me dispiace anche farti questi discorsi intelligenti piuttosto della van life, però sai, da Nietzsche, Kant, Seneca, Epicuro, Schopenhauer e compagnia bella, cosa ci si porta dietro? Forse niente, perché in fondo chi sono? Nuove generazioni? Chi sono i tizi che ho appena menzionato? Non li conosce nessuno, però sai, io li vedo un po' come una goccia di splendore donata all'umanità, un po' come un raggio che trapassa il muro e ti fa vedere ancora la speranza della luce, un po' come l'erbetta che nasce dal cemento, no? Quindi nella moltitudine, nel mondo, certo, ringraziando il mio Dio, che non esiste, però insomma, se dovessi nel mio immaginario avere un Dio, ringrazierei il mio Dio per non essere un famoso cantante trap, piuttosto che un youtuber, piuttosto che un conduttore televisivo, ma bensì ringrazierei infinitamente di essere quel che sono, quella bricioletta sconsiderata, esclusa dalla società in qualche modo, benevolo, dai stupido, in quanto insomma è una società che io considero anche alla pari appunto di questo Bissio che è appena venuto a morire dentro il mio occhio, e voglio portare avanti questa battaglia, questo buco nel muro per le nuove generazioni, per quelle nuove generazioni che vorranno continuare ad andare a battere in quel punto lì. Oh, guinzaglio corto, museruola e paeta su al culo, ma te ne sarà in gabbia direttamente a sto punto? Basta? Ah, ecco. Appunto camperistico, le batterie sono al 72%, questo perché nonostante tutti questi giorni di nuvolo e pioggia eccetera, prezzi bassi no, non è proprio vero, però un rapporto qualità veramente molto buono. La lì di Jesolo, vado spesso qua soprattutto per il reparto rosticceria. Sì, ma non sta a cambiare discorso, no, non sto a cambiare discorso, un attimo devo inquadrare qua, ho fatto e volevo dire che anche nella modalità lavorativa io comunque devo spostarmi per caricare l'acqua tipo adesso e fare il GPL, oppure per andare da clienti eccetera eccetera, quindi comunque mi devo muovere, non è che posso star sempre come voi che avete la casa attaccata al pavimento, no? E quindi di sì, carica, metti sto via anche un'oretta, che vai piano, che vai forte, non cambia niente per la carica delle batterie, cambia proprio zero. Carico 60 ampere, cioè in un'oretta carichi 60 ampere, oltre poi magari quando viene fuori un po' di sole che carichi coi pannelli. E mal che vada ci sei sempre tu, sì caro, il generatore integrato di questo AGPL che pesca il bombolone, di questo mi sono innamorato fin dal primo giorno. Che due coglioni appena finito di pulire per terra, perché c'è il rubinetto che espande da qua, per carità, 20 anni, dici tu, ok, per carità, cambio il rubinetto, ne prendo uno più bello, per carità di Dio, però vedi il discorso che dico sempre, fia di testa, i camper vecchi, no, Dio cari, i camper vecchi, se vecchi, la roba è già consumata, porca puttana, ok, sì, li facevano più robusti, ma per l'epoca, poi, per quanto robusto, ha dato il suo, ok? Quindi per quanto riguarda i motori e tutto quello che vuoi, saranno stati anche più robusti, ma il suo l'hanno fatto, sono a fine corsa, Dio caro. Forse è troppo spesso sottovalutata la rosticceria, perché poi un cazzo alla fine, hai tutto pronto, non serve neanche scaldarlo, non sporchi i piatti, una forchetta si è sporcato e se bevi alla canna manco il bicchiere. CP, caro,
Dovrei lavorare, però mi faccio il caffè e cerco su Amazon un rubinetto. Ok, il caffè è pronto, però prima intanto devo fare sta roba. Guarda questo come la parcheggia il scooter, guarda ti sei maniere. No, volevo andare a fare catcalling dall'Alessia. Occhio che finalmente faccio catcalling anche a me. Tigre! Eccolo qua, tu visto? Catcalling. Ah, ma farò di più adesso, attento, faccio anche il dog calling. Amy! Vedi? La tira su un fiarecchio. Oh, guarda che sono vestito con il pulmino, non mi dici niente, che sono tutto in pandan. Allora, prima di tutto, siccome devono ancora ricontattarmi quelli della scrivania, che tra parentesi costa 6.000 euro di acconto, ancora tempo fa, volevo prendermi anche questo, altro non è che una prolunga, ok, per quando do l'aspirapolvere, e questa qui la metti a livello della scrivania, un po' come, guarda, questi qua, vedi questi passacavi qui, che rimetterò nella scrivania nuova, e quindi invece di andare sotto ogni volta a scansare il cane eccetera eccetera per attaccare, metti tac direttamente la presa lì, è di una comodità secondo me pazzesca. Quanto costa? 18 euro, non è poco e non è tanto, però diciamo è una cosa che userò. Per quanto riguarda il falegname, ti dico tra virgolette non me ne frega niente, nel senso che ho lasciato apposta fare sta roba. Lui doveva già chiamarmi la settimana scorsa, ok, per iniziare i lavori. Adesso siamo già alla settimana successiva, ancora proprio non ha chiamato e io voglio aspettare ancora un po', tanto appunto ho lavori da fare, ho cose mie da stare dietro e per poi dirgli ascolta, ma non aspettavo una telefonata, hai capito? Perché qua non so, ho sempre l'impressione che c'è troppo lavoro in giro, nel senso che i clienti vengono trattati come pezze da piedi e fai un preventivo, dopo muovi una minima unghia in più, ma qua, ma là, più, e vedi, io non mi comporto così con i miei clienti, cioè sono sempre sì chiaro e preciso nei preventivi e tutto quanto, però non so, vedo proprio, ho questa impressione che da tantissimo tempo, da tantissimi mesi che ti sto qua a dire e ripetere, che secondo me c'è troppo lavoro, cioè forse qui da noi, troppo benessere, hai capito? Un po' come da noi una volta i vecchi dicevano, un'altra guerra, della serie, ci vorrebbe un'altra guerra per ripristinare il buon senso, ok? Il valore delle cose, il valore dell'abbondanza che c'è, hai capito? Per quello non è che volevano la guerra, però era proprio questo modo di dire che un'altra guerra li farebbe un po' svegliare la gente e li renderebbe un attimo più consapevoli di quello che ha, porca di quella troia. E secondo me probabilmente, non so, la crisi del Covid non è bastata, perché veramente i clienti vengono trattati, vedo ovunque, da culo e non considerati, ma a volte anche, a parte il cliente in sé, ma se tu devi vendere una cosa, cioè non è che devi vendere un servizio, una roba del genere, cioè vendere anche un oggetto, che quindi non devi, che cazzo stai là a perdere tempo, a tirarla avanti, eccetera, eccetera, vendilo subito così ti prendi subito i soldi, ma non, da nessuna parte c'è questo interesse, è sparito. Ossia il cliente è diventato una rottura di coglioni, cioè arriva il cliente, orco cane, c'è una roba da fare, che sfiga, stavo meglio prima. Schon viele Jahre, das Leben stumpf, der Alltag grau. Verlier Geduld, Verstand und Haare. Ich hätte gerne eine Frau.